Benissimo, buongiorno a tutti e benvenuta. Grazie. Ad Annalisa Corrado, benvenuta anche a Rossella Muroni che ci segue da remoto. Sei più grande che dal vivo. Sì, molto più grande. No, grazie della disponibilità di intervenire anche se c'erano appunto altri impegni oggi che ti tenevano lontana da Venezia. Oggi parliamo di un libro. Un libro che io ho letto e che ho trovato molto stimolante e molto, direi, tempestivo alla luce di quello che sta succedendo in Italia, in Europa, nel mondo, e che a me è piaciuto perché crea dei legami tra delle cose che succedono che non sono immediatamente visibili. Ecco, io vorrei proprio fare un dialogo molto spontaneo, molto aperto, intanto capire come vi è venuto in mente di scrivere questo libro e capire qual era l'obiettivo che vi siete poste nello scrivere il libro. Io farei parlare entrambe, adesso non lo so, con libertà, e quindi lascio a voi la parola per appunto partire nella nostra discussione da queste due domande. Ok, Ross, vado io? In ordine alfabetico, inizio sempre prima io, come da consuetudine. No, vabbè, intanto grazie Arturo di aver voluto subito praticamente appena è uscito il libro è arrivato il tuo messaggio e questo mi ha fatto davvero tanto piacere. Poi vedo che hai già preso il libro perché l'ultima volta che l'abbiamo abbiamo presentato un libro insieme, quando lui l'ha voluto comprare era finito e quindi sono rimasta... Sì, adesso, giustamente. No, Rossella e io abbiamo parlato la prima volta di scrivere un libro tipo la seconda volta che ci siamo viste, 14 anni fa all'incirca. Non era proprio questo libro, però diciamo che subito, appena abbiamo avuto un po' di minuti per fare una chiacchierata morbida, abbiamo capito che c'erano delle cose che stavamo vivendo più o meno nello stesso modo. In particolare parlavamo della complicazione di essere madri e lavoratrici con grandi responsabilità in una società molto patriarcale, no? Eravamo partite dai viaggi in cui ti invitano fuori e poi tu arrivi e ti dicono e dove li hai lasciati i bambini? Ma meno male che me l'hai chiesto perché effettivamente ce l'avevo qui e adesso non lo so, sotto un ponte probabilmente, no? Cioè, partendo da queste considerazioni sul fatto che a un padre nessuno chieda mai dove li hai lasciati i figli, no? Cioè, insomma, e quindi a questo mostro di senso di colpa che ti porti dietro, che alle volte ci parli pure, no? Gli chiedi ma come va? Insomma, c'è un dialogo fitto e costante. E quindi vabbè, in realtà poi abbiamo intrecciato le nostre strade all'inizio professionalmente e poi con l'attivismo ecologista, anche politico a tratti, perché voglio dire poi fare attivismo è sempre fare politica, però in qualche momento più esplicitamente, in qualche momento più da società civile, da operatori del settore, ma insomma sempre questo erano tutti strumenti e sono tutti strumenti per un obiettivo comune che è quello della conversione ecologica poi alla fine, no? Che ci accomuna. E ci siamo resi conto quanto ci sia un problema di comunicazione e di linguaggio nel nostro paese che non fa comprendere la portata strategica di questo tipo di processo e la portata rivoluzionaria e anche il fatto che è l'unica soluzione rispetto a tutta una serie di crisi che si sono sempre più agganciate e sommate tra di loro, tanto che adesso viene chiamata la crisi sistemica, no? Perché c'è la crisi pandemica, la crisi climatica, la crisi dell'ecosistema, quella geopolitica con le guerre, l'energetica, l'economica, insomma mi pare che non manchi niente. Adesso farei un gesto apotropaico perché non si sa mai, però insomma e quindi di fronte a tutto ciò ancora di più il fatto che non si comprenda quanto tutte queste crisi possano essere ricondotte all'ecosistema e al fatto che noi l'abbiamo sempre utilizzato come se fosse un bancomat su un conto infinito e non come la nostra casa, come invece in realtà è. E quindi c'è un problema perché non si riesce a capire appunto che tutti i nostri problemi quotidiani, quelli che vengono considerati urgenti, derivano da una scarsissima considerazione dell'ecosistema e tutti i problemi che vengono messi avanti alla risoluzione radicale della crisi sistemica, se non si considera l'ecosistema
non vengono risolti con soluzioni efficaci. Faccio solo un esempio per far capire quello che intendo. Se si parla di accoglienza e di migrazioni e non si parla di crisi climatica, tutti gli strumenti che io metto in campo oggi, domani saranno completamente inutili. Perché se domani i milioni, le centinaia di milioni di persone che saranno espulsi dai loro territori e cercheranno un luogo dove ci siano condizioni utili alla vita degli esseri umani, banalmente, allora non reggerà nessun muro, nessun blocco navale, nessun niente di niente, perché sale di ordine di grandezza la pressione, no? Quindi pur non mettendo in campo questioni etiche, questioni di umanità, che pure sarebbero importanti, ma sappiamo che non fanno presa, diciamo, su una certa discussione, ecco, se non consideri l'ecosistema, quello che prevedi di costruire sarà fallimentare. E quindi questo tipo di dimostrazione la facciamo su tanti settori nel libro, no? Però Perché mi è piaciuta è proprio questa, no? Mettere in luce dei legami tra alcune azioni che facciamo anche personalmente o come società e degli effetti che possono avvenire in altri ambiti, che però sono delle connessioni estremamente potenti, no? E questo è un elemento che mi auguro faccia riflettere, perché sì, non sempre abbiamo la capacità di capire la portata di ciò che facciamo, anzi direi che spesso non riusciamo a comprendere. C'è per esempio tutto il legame tra il cibo, tra la nostra scelta di mangiare alcune cose e le conseguenze che la nostra scelta comporta sull'ecosistema, che è assolutamente rilevante. Prendere consapevolezza di questa cosa credo richieda del tempo, lo dico anche per le discussioni che abbiamo avuto in questo Consiglio regionale, guardo il collega Andrea Zanoni, perché in alcuni casi appunto c'è una negazione di questi legami, che però sta diventando progressivamente sempre più evidente. Credo che il vostro libro aiuti a questa consapevolezza. non so se Rossella voleva aggiungere qualcosa sulla motivazione. Sì, no, sulla motivazione no, riprendo quello che stava dicendo Arturo e approfitto anche per salutare e ringraziare e scusarmi per non essere lì presente. E io credo che l'obiettivo poi che noi avessimo come nella scrittura di questo libro era anche fare un'operazione verità sulle responsabilità individuali e le scelte possibili. È un libro che ti libera, secondo me, o almeno così ce lo immaginiamo, da una marginalità, no? In cui i cittadini e le cittadine spesso sono relegate e relegati. Cioè l'idea che sì, naturalmente è vero, ci vogliono le grandi politiche, le grandi scelte, la finanza internazionale, l'ONU, gli accordi, tutto quello che volete, però poi ognuno di noi può fare qualcosa, nessuno di noi è troppo piccolo per provare a fare, non dico la differenza, ma almeno la sua parte. E questo, se è un elemento di responsabilità, non vuole assolutamente nel libro essere un elemento di accusa, anzi è un modo per dire che scegliere di consumare meno carne, a proposito del discorso che si faceva sul cibo, è una scelta di libertà e anche di consapevolezza, perché guardate, ce lo siamo inventati noi negli ultimi anni che è giusto e sano mangiare carne tutti i giorni, ma nel recupero della dieta mediterranea, delle tradizioni, noi invece sappiamo benissimo che una dieta equilibrata non prevede l'utilizzo così massiccio di proteine animali, anzi fa proprio male alla salute. Allora, da una parte il fatto che le scelte consapevoli ti liberano e dall'altra la circolarità delle questioni, per cui sì, naturalmente noi dobbiamo scegliere l'agricoltura biologica come la mobilità elettrica, ma non si tratta di trovare, come dire, una soluzione tecnologica per continuare a essere uguali a prima. Si tratta proprio anche di mettere in discussione il nostro sistema di consumare, muoversi. In tutta questa discussione sull'auto elettrica, appunto, non si capisce che il nostro obiettivo non può essere quello di sostituire delle scatolette che prima avevano il motore endotermico con scatolette che adesso hanno il motore elettrico, esattamente nella stessa modalità e con la stessa quantità. Va reinventata la mobilità, il diritto alla mobilità, la sharing mobility,
il fatto che andare in bicicletta, in monopattino in città non c'è niente di male, anzi è un contributo individuale che si può dare. Poi adesso ci vogliono anche, come dire, scoraggiare sempre di più ad avere questo tipo di atteggiamenti, però per sottolineare il fatto che poi scelte che sembrano solo individuali, invece, se messe tutte insieme, orientano il mercato e parlano alla politica. E su questo, insomma, io punterei tantissimo. Sì, grazie Rossella. C'è un tema che per me è molto rilevante e che in qualche maniera toccate anche voi nel libro, ed è quello del costo legato a queste scelte. Cioè, ci hanno fatto passare un'idea che va benissimo mangiare sano, va benissimo affrancarsi dai fossili, va benissimo una mobilità, ma queste scelte costano. Cosa che io non condivido assolutamente, nel senso che, immaginavo. voglio dire, nel senso che io studio queste cose da qualche decina d'anni e negli ultimi 5-7 anni è cambiato completamente il riferimento. Ecco, questo è un elemento che secondo me è importante e su cui facciamo fatica a far comprendere che l'energia solare non è più una cosa bella ma per i ricchi tedeschi perché se la possono permettere. L'energia solare è un'energia bella per i poveri etiopi che crescono ad una velocità incredibile come popolazione, hanno bisogno di energia e la possono trovare con, diciamo così, costo minore nel solare rispetto alle fonti fossili. Io le fonti fossili le chiamo il doping del XX secolo, perché prestazioni pazzesche, ma costi sulla salute, sull'ambiente, sulla nostra vita che sono altrettanto alti. E come il doping lo scopri dopo, no? Prima ti dicono prendi questa cosa... il priming. Ecco. Quella burloneria, Bella. scusate, mi scappa così senza il mio... Però ecco, no, è vero che ci si rende conto dopo, no? Prima dicono prendi questa cosa che va bene, effettivamente le fonti fossili è fantastico, però poi ti rendi conto che il costo su te stesso dell'utilizzo di quelle cose. Ecco, su questa cosa, su queste, diciamo così, sull'emersione di queste connessioni e sui relativi costi sociali ed economici, io credo che una riflessione sia interessante, no? Sì, assolutamente. Nel libro ogni tanto quello che proviamo a fare è fare un passo indietro anche rispetto a una vista parziale di uno scenario complesso, no? Qualcuno qualche tempo fa mi ha fatto il parallelo con il Guernica. Se tu sei molto vicino e vedi solo un pezzetto, non capisci di che si tratti. Insomma, devi fare diversi passi indietro per guardare l'insieme e capire tutto quanto. Ora, io penso sempre che quando questa grande scusa che si usa per dire che la transizione ecologica ci costa troppo è perché non si fa bene il bilancio, no? Cioè dove tiri la linea poi è il momento in cui vedi se hai messo veramente tutto dentro o no, perché il modello che abbiamo vissuto è un modello che ha centralizzato tutti i profitti e ha diffuso tutti i danni, quindi i costi sulla salute, i costi sulla sicurezza, i costi sulla sicurezza anche proprio pensiamo a quello che è successo in Emilia, ma che succede in Italia ormai ovunque e sempre. Si parla di sicurezza proprio personale, di uscire di casa, di stare in casa e magari venire sommersi, no? Cioè stiamo cominciando a parlare di grandine che distrugge tutto, che se la becchi in testa... Voglio dire, ci sono stati purtroppo anche ormai casi di morti relativi a questo tipo di eventi, no? E noi siamo un hotspot dei cambiamenti climatici, quindi siamo particolarmente esposti. Poi vabbè, qui si sa, no? Questo è un tema leggermente vissuto, quello della frequenza di questi eventi che magari sì ci sono sempre stati, ma insomma negli ultimi 2000 anni magari 12 volte, di cui 4 negli ultimi 20 anni, insomma, no? Quindi qualcosa significherà. E quindi io sono una delle narrazioni che anche nel libro vogliamo smontare è quella della transizione energetica come bagno di sangue, no? Che pure un ministro della transizione ecologica ha fatto sua, che penso sia un danno culturale di una gravità incredibile, perché il bagno di sangue è quello che stiamo vivendo adesso, che non l'abbiamo fatta la conversione ecologica, non l'abbiamo fatta perché siamo ancora moltissimo dipendenti dalle fonti fossili e quindi non ci possiamo emancipare del tutto da Putin, come non ci possiamo immaginare da Al-Sisi e da tutta quell'altra serie di personaggi da cui stiamo andando a cercare i combustibili adesso che
non li possiamo più prendere solo da Putin, no? Ma finché noi non ci liberiamo di questa sostanza tossica, non possiamo dirci veramente liberi neanche dal punto di vista di politica internazionale, e con dei costi per le tasche e per la collettività altissimi, e con tutta una scia di responsabilità anche relative alla perdita di vite umane, alle tensioni che diventano guerre. Insomma, questa roba qui ci rende responsabili di tutta una serie di questioni che sono un costo per la collettività e per la responsabilità di ciascuno di noi veramente intollerabile, no? E poi anche i costi delle cose ecosostenibili. Ora ci sono tante formule e tante forme per abbassarli, no? I famosi gruppi d'acquisto che tutti noi abbiamo sperimentato, ma adesso ci sono anche delle forme più smart, più agevoli, delle piattaforme che mettono in relazione, per esempio a filiera corta, le aziende di un certo territorio con chi abita alle città più vicine, in modo che si promuova anche la stagionalità, no? Insomma, ci sono tante formule che piano piano si sono sviluppate, e i costi che si sono abbattuti per mercati che si ampliano, che hanno un po' abbassato questa forchetta. Però è vero che è un tema su alcune questioni, ed è un tema che, per esempio, finché non ci sarà una fiscalità ambientale, non si risolve del tutto. Perché? Perché se chi inquina non paga, a quel punto converrà sempre di più produrre distruggendo ecosistema che produrre rigenerando l'ecosistema, no? Quindi è chiaro che appunto il discorso che faceva Rossella prima è fondamentale, intanto per capire anche quanto è positivo sulle proprie vite fare un cambio di passo rispetto alla sostenibilità, anche attivando nuove forme di socialità, per esempio. Ma soprattutto è fondamentale anche per capire quali sono le infrastrutture abilitanti che ci servono per portare fino in fondo queste nostre scelte, e quelle infrastrutture arrivano dalla politica, e quindi significa anche diventare persone, cittadine e cittadini più consapevoli, in grado di pretendere dalla politica di fare le scelte giuste con una visione più ampia, no? Vedo che sorridi. Rido No. perché voglio dire, guardando quello che è stato detto nei giorni scorsi, no? Andiamo a prendere i voti proteggendo i consumatori italiani ed europei da questa minaccia della trasformazione. Tra l'altro il tema della mobilità, da cui è partita quell'affermazione del nostro Presidente del Consiglio, è un tema che tu, Rossella, hai bazzicato a lungo ultimamente, no? Veramente questa mobilità più sostenibile comporta maggiori costi, maggiori disagi, cioè una perdita di benessere. Io non so, ecco, se tu condividi questa visione della Presidente del Consiglio. Abbiamo letto il labiale, però mi sa che sei muta, Ross. Eccomi. No, non condivido. Allora, io credo che il problema serio che abbiamo in questo paese è che noi arriviamo molto in ritardo, nonostante le nostre potenzialità, rappresentata anche da tanta innovazione, da tanta capacità delle aziende italiane di fare nuovi brevetti, di trovare nuove soluzioni. Quello che c'è sempre mancato è il sistema, no, di accoglienza di questa innovazione. Io ricordo che sul tema della mobilità, adesso diciamo siamo in un momento di beatificazione collettiva, però Marchionne diceva che quella della mobilità elettrica era una bolla speculativa e che sarebbe passata, e che quindi non era giusto investire sulla mobilità elettrica. È stato un errore madornale, e purtroppo la storia industriale di questo paese è piena di errori di valutazione e di visione fatti dal punto di vista industriale prima che ambientale. La mobilità è sicuramente una delle cose più eclatanti, perché poi noi abbiamo, al di là delle grandi città, Roma, Milano, abbiamo anche un sistema urbano che sarebbe invece assolutamente adatto ad accogliere una mobilità diversa, organizzata davvero secondo i bisogni dei cittadini. Davvero avremmo potuto sfruttare la nostra expertise sulla mobilità collettiva, penso a tutta la storia della Menarini Bus, ma insomma anche noi siamo stati un paese produttore
grande fabbricatore, no, di convogli ferroviari, ad esempio, che erano legati peraltro anche, scusatemi, ma tutto il tema della produzione dell'acciaio. Ecco, quello che non si è riusciti a fare in questo paese, che la classe industriale e politica non ha avuto la capacità di fare, è disegnare le filiere della produzione e su questo fare delle scelte che fossero anche naturalmente a favore dell'ambiente, ma io non pretendo che tutti diventano Greta Thunberg. Vorrei che ognuno mettesse le proprie capacità e la crisi climatica è talmente ormai sistemica, è sotto gli occhi di tutti e tiene talmente connesse le cose, dalla salute alla sicurezza del territorio, che appunto la storia, qualche diciamo politico non all'altezza della situazione potrà rallentarla, ma il futuro ormai è quello. Quello che mi preoccupa tantissimo è che le prossime europee si giocheranno molto sul tema che tu accennavi prima, Arturo, cioè il fatto che sì, insomma, la sostenibilità ambientale è importante, ma non ce la possiamo permettere, no? Dobbiamo pensare a quelli che non riescono ad arrivare alla fine del mese e non a non arrivare alla fine del mondo. Questa è una narrazione che funziona tantissimo, è molto potente, anche perché le scelte che vengono fatte spesso non vengono spiegate, anche quelle più virtuose, quindi i cittadini non hanno quel grado di consapevolezza e di partecipazione che nell'economia circolare, per esempio, è assolutamente necessaria, perché fare economia circolare vuol dire fare tantissimi impianti sul territorio, ma manca ormai la fiducia, no? Necessaria. Io dico sempre che un sindaco, dopo la percentuale con cui è stato eletto, dovrebbe guardare per misurare il proprio consenso la percentuale di raccolta differenziata che riesce a raggiungere nel proprio comune, perché quello veramente ti dà la misura della fiducia delle persone nel sistema che hai costruito e che governi nella città. Ecco, credo che questa disconnessione tra le questioni è quello che noi dobbiamo combattere da una parte e dall'altra però noi dobbiamo lavorare tantissimo sul parlare con le persone. Scusatemi, mi viene di dirla così, perché l'attivismo ambientalista che ha segnato gran parte della vita mia e di Annalisa, però ha anche incontrato, insomma, questo è un tema delicato su cui magari Annalisa entra più nel dettaglio perché è davanti, è lì. Però insomma anche questa idea che l'ambientalista è quello che la sa più di tutti e dà lezioni dalla cattedra, no? Non siamo stati proprio simpaticissimi, ecco, negli anni a dare questo tipo di messaggio e i Fridays for Future hanno fatto quello che a noi ambientalisti storici non è mai riuscito a fare, cioè fare della questione climatica un tema di mobilitazione e che addirittura riempiva le piazze. Sì, sono d'accordo con te. C'è quest'idea dell'ambientalismo del no, che è diventato proprio un ostacolo che appare insuperabile. Mentre in questo momento storico l'ambientalismo, secondo me, è la più grande opportunità industriale che il nostro paese, ma l'Europa abbia. Cioè c'è un'economia veramente enorme, con un mercato che ha ancora degli equilibri da giocare, che è, dal mio punto di vista, proprio sì, l'opportunità più grande che ci sia. E vengo agli edifici un attimo, perché è un tema su cui tu, Annalisa, hai lavorato in passato moltissimo, che conosci. C'è questa idea che l'edificio sostenibile sia un costo, secondo me, anche questa è un'idea veramente... Io ricordo primi edifici NZEB, cioè quasi zero energy, che sembravano una cosa futuribile con degli extra costi. Oggi veramente questi extra costi non ci sono, ma soprattutto c'è tutto un tema di innovazione e di nuova impresa che in un tessuto come quello veneto, che è fatto di imprese medio-piccole ma molto orientate all'innovazione, è un'opportunità incredibile. Questo ovviamente è collegato al tema della mobilità, è collegato La miopia. sì, proprio ad un modo di intendere, no? Però possiamo permetterci di non connetterci con l'innovazione? Allora, assolutamente no, per tanti motivi.
Intanto perché per esempio nel nostro paese abbiamo un problema di povertà energetica ormai che è sempre più diffuso, cioè queste crisi che stiamo vivendo in questi anni hanno allargato la forchetta delle diseguaglianze anche nel nostro paese, quindi ci sono davvero un numero di poveri assoluti che storicamente è spaventoso, diciamo, e si cominciano a porre dei temi del tipo: ma porto tutti i giorni a tavola il pasto per tutta la famiglia oppure mi curo? Porto tutti i giorni a tavola oppure pago le bollette del riscaldamento, no? Quindi siamo di fronte a dei problemi davvero che arrivano a influire nella sfera esistenziale delle persone, no? E anche lì non connettere che il fatto di non riuscire a pagare le bollette dipende anche dal fatto che quegli edifici sono stati immaginati e realizzati come se il tema dell'energia non esistesse, perché negli anni 70 non esisteva. Il problema è quello lì, perché adesso a nessuno salterebbe in mente, cioè qualcuno sì, ma c'è gente che va a fare i viaggi turistici nello spazio, quindi insomma voglio dire, abbiamo visto di tutto, ma a nessuno verrebbe in mente di comprare un'auto senza pensare a quanto consuma e a quanto gli costerà di carburante, no? A nessuno, perché è chiaro che i costi di esercizio alla lunga sono ben superiori ai costi di investimento iniziali, e questo per una casa è ancora più vero. Quindi di fatto negare che gli edifici green siano una soluzione anche socialmente fondamentale per tenere sotto controllo i costi e le spese per le famiglie è ancora una volta una mistificazione incredibile. Cioè, per esempio, uno strumento come il Superbonus, che è stato sicuramente mal regolato, che è stato gestito in maniera folle, perché alle solite quando cambi le carte in corsa le aziende fanno una fatica mostruosa e si infilano come niente soggetti poco responsabili, diciamo, e soprattutto poi rischi di far chiudere le aziende, perché così come è stato quando troncarono gli incentivi per il fotovoltaico nel 2012, che persero il lavoro 70.000 persone, solo che non fece tanta notizia perché erano tantissime piccole imprese, un sacco di gente giovane che poi se n'è andata all'estero ovviamente perché voleva lavorare su queste cose. Noi siamo rimasti fermi per 10 anni, quindi che doveva fare? E mo mi è preso un attimo questo embolo col fotovoltaico. No, dicevo il Superbonus, e sostanzialmente è stato dimostrato che è possibile fare qualcosa di molto importante che riattiva tantissimo le imprese del settore edile, tra l'altro che è stato sempre storicamente trainante, ma che certo non si può pensare che vada avanti col consumo di suolo, anche in virtù di quello che sta succedendo proprio appunto sui nostri territori, che già sono tra i più consumati d'Europa. In Veneto poi in particolare ci sono dei dati, no? Anche rispetto alla media italiana, non mi ricordavo se era il primo o il secondo con la Lombardia. Primi, ok, dai, Con orgoglio. prima. E quindi cioè, come si fa a non pensare che la riqualificazione energetica dell'edilizia è la strada per rilanciare le aziende e le imprese anche con contenuti innovativi che tra l'altro valorizzerebbero la filiera italiana, perché noi sul contenuto innovativo siamo i più forti, no? Chiaramente non sulle cose più basilari su cui altri ci battono su tutta un'altra serie di fattori di costo, no? Che costruiscono il costo. Quindi tra l'altro appunto bisognava che questo Superbonus magari fosse preservato per l'edilizia pubblica di più di come è stato, quindi magari meno villette e più edifici ATER, o insomma le varie sigle cambiano da regione a regione, ma il concetto è qui. Com'è? Qui è ATER, vedi, bene. Quindi insomma sicuramente era uno strumento che andava regolato meglio, ma l'idea di sospenderlo completamente è folle a mio avviso, e anche perché appunto il problema anche sulle auto, il problema in generale è che comunque il mercato va di là. Tu puoi essere conservatore quanto ti pare, ma questo significa che arrivi nel baratro col freno a mano tirato, ma se c'è la discesa tu nel baratro finisci, cioè dovresti inserire la retromarcia quantomeno, no? Andare da un'altra parte. E invece appunto l'altra sera c'era questo report, no? C'era tutto un servizio sul settore automotive, veniva fuori uno scenario veramente inquietante, cioè noi con Stellantis, tra l'altro io avevo già seguito
questo viaggio degli operai di Stellantis di Melfi che sono partiti per andare a Parigi a parlare con la dirigenza di Stellantis, e nell'intervista dicevano: noi ripartiremo quando finalmente la piattaforma sarà dedicata all'auto elettrica. Per ora siamo in cassa integrazione. Ma non basta questa di affermazione. Cioè, ancora un'altra volta noi stiamo ritirando fuori biocombustibili, biocarburanti che per l'automotive non esistono sul mercato internazionale. Quindi noi pensiamo sempre di influire con un mercato minuscolo su un mercato internazionale che ormai va da un'altra parte. E questo è non solo miope dal punto di vista ambientale, ma dal punto di vista industriale. Appunto, ha previsto che i nostri stabilimenti industriali siano stati del tutto depotenziati rispetto a quelli francesi, ad esempio, per il momento, ma poi magari pure i francesi saranno a loro volta depotenziati per altri tipi di stabilimenti. Ha fatto sì che tutta una serie di aziende dell'indotto stiano andando alla deriva perché la domanda è drasticamente diminuita nelle fabbriche italiane, che in alcuni casi sono ferme, no? E tutto questo è dipeso dalla miopia incredibile del volersi incaponire sulle auto a metano invece di andare su quelle elettriche, perché noi Fiat in Italia dovevamo andare sulle auto a metano, no? E quindi, non contenti di quella lezione, ancora immaginiamo altri combustibili che non siano l'auto elettrica, non pensando che c'è tutta un'infrastruttura che non è e non può essere solo italiana, deve essere quantomeno europea. Cioè, ancora si parla dell'auto a idrogeno, per esempio, no? Cioè, l'auto a idrogeno facciamo fatica a infrastrutturare con le colonnine, figuriamoci a infrastrutturare con l'idrogeno, che è molto più volatile, esplosivo, eccetera, eccetera, e che è preziosissimo invece per altri tipi di produzioni, come per esempio, a proposito dell'acciaio che citava prima Rossella, per liberarci dai combustibili fossili, dove dobbiamo fare altissima combustione e dove non abbiamo la possibilità di sostituirlo con macchine elettriche, no? Lì l'idrogeno è fondamentale. Ma insomma, questa cosa non può essere gestita come mi piace a me, perché me l'ha detto mio cugino. Cioè, no, ma quello che a me sorprende è che poi mio cognato, insomma, esatto, sì, scusate, ma è adesso il nome va di più un il partito. cognato. Scusa, ma è il nome di un nuovo partito bellissimo, me l'ha detto mio cugino. presenteremo O il una libro del corrente, cugino diciamo, di Annalisa prossimamente qui al Consiglio. Ah sì, scusa, una corrente, hai ragione. No, che poi quello che succede è che molti anni dopo ci si arriva a queste cose. Cioè, quello che a me sorprende, se penso a cose che abbiamo fatto insieme a Annalisa tanti anni fa, in cui si vedevano le cose, si misuravano, si comprendevano, ma ci si è arrivati con veramente tanto ritardo. Penso a tutto il tema del fotovoltaico, al tema dell'edilizia, al tema anche di una mobilità urbana diversa che voi trattate nel libro. Cioè, c'è sempre un tempo lunghissimo per riuscire. E il tema è che il consenso politicamente lo si ottiene portando avanti le cose come stanno, lo status quo, perché la gente si sente a proprio agio, no? Io quando ero nell'amministrazione di Padova sono rimasto sorpreso e ho capito che la gente voleva stare in auto perché è un momento di tutto per me. Cioè, io faccio 3/4 d'ora di macchina, però d'estate sto al fresco perché c'è l'aria condizionata, d'inverno sto al caldo, non ho i figli, non ho nessuno che mi rompe le scatole, se non voglio rispondo al telefono e faccio quello che voglio. Cioè, è un momento di comfort che si fatica. Dici, ma tu in monopattino, in bicicletta ci metti 1/3 del tempo. Sì, ma però vuoi mettere. Cioè, non rinuncio a quel momento. E lì mi sono reso conto di come sia difficile andare a scalfire. Io se penso al GRA di Roma, voglio dire, la gente che ogni giorno si fa queste code incredibili, ma perché? In mezzo alle auto. Però è un momento tutto. Ecco, il tema che poi io c'è mi anche pongo. il tema della salute mentale, però in alcuni casi, insomma, No, perché sì, ma cioè, cioè, perché la frontiera è molto in là. No, Della perché salute mentale, se viene considerato benessere quella roba lì, significa che abbiamo abbassato l'asticella in maniera evidentemente, clamorosa. però io non mi no? sono dato altra risposta. No, amministrando lo sto dicendo, non era una battuta, lo sto dicendo veramente. Quello che mi chiedo e chiedo a voi è come creare consenso di fronte ad una scelta che cambia alcune nostre abitudini, alcune nostre
per creare un valore maggiore, ma che non è immediatamente visibile. Cioè una casa passiva, una casa che non mi consuma, è una soddisfazione. Cioè vedere la bolletta da 20 euro quando eri abituato a quella da 300, insomma ti dà soddisfazione, ma hai maggiore benessere, hai... come riuscire a creare consenso intorno a questa società che è più vicina ai nostri bisogni, ma che ancora oggi facciamo fatica a far vedere, diciamo così, alle persone, se non a chi ci lavora direttamente. Insomma, noi abbiamo avuto in qualche maniera la fortuna di lavorare su tematiche che hanno aggredito, approfondito questi temi. Cioè voi la vedete possibile oppure dobbiamo aspettare un'altra generazione? Vai Ross, questa è tua, la No, sociologa. ma figurati. Sì, no, nel senso che capisco quello che dice Arturo sulla percezione del benessere o dello spazio, cioè è un tema veramente di organizzazione dei tempi e della mancanza di qualità della vita delle persone. E quindi questo è un primo, diciamo, è una prima cosa che noi dobbiamo vedere. Io poi conto molto anche sul cambio generazionale, lo dico molto sinceramente, nel senso che insomma io e Annalisa siamo mamme di due neo-diciottenni, cioè nessuno dei due si è nemmeno iscritto per prendere la patente ancora, mentre una volta diventavi uomo in questo paese solo nel momento in cui avevi la patente e acquistavi un'automobile. Quindi la sensibilità sta anche tanto cambiando. Il problema è che non riesci a mettere a disposizione delle persone delle reali alternative, no? Noi viviamo a Roma, insomma, davvero è davvero tanto tanto difficile muoversi con i mezzi pubblici a Roma e la creazione di consenso intorno al cambio dell'organizzazione della mobilità è tema davvero molto delicato. L'avrete letto, adesso a Roma c'è tutta una polemica sulla zona a traffico limitato, sull'accesso o meno ai mezzi più inquinanti nella città. Io credo che il grande limite che si ha, che registro, è che, lo provavo a dire prima con l'economia circolare, tu davvero per trasformare, per fare in modo che la transizione, che la conversione ecologica sia un'occasione per tutti e tocchi le vite di tutti e che tutti la vivano come un valore aggiunto, devi far partecipare le persone, ci devi parlare, devi organizzare assemblee, sapendo che alla prima assemblea ce ne saranno 5 di persone, di cui 4 che vengono solo per insultarti. Non possiamo prescindere dal tema della partecipazione, ma quella vera, organizzata, cioè il famoso dibattito pubblico in Francia che noi abbiamo scopiazzato solo per alcune grandi opere, ecco, dovrebbe diventare proprio un metodo di decisione. Tu non hai più bisogno di cittadini e cittadine che ogni 5 anni, se va bene, passano nell'urna elettorale. Hai bisogno di organizzare la partecipazione. Io lo capisco che è tanto faticoso, perché insomma i cittadini poi che no, si organizzano in comitati, ma è necessario se tu vuoi la trasformazione reale del sistema. Certo, questo vuol dire da parte della politica cedere un pezzo del potere decisionale. Di nuovo capisco grande fatica e davvero una trasformazione quasi no, copernicana rispetto al modo in cui la politica, per esempio, nel nostro paese è sempre stata pensata e agita, ma questo è collegato fortemente al tema dell'astensionismo. Guardate che noi non, come dire, non troveremo anticorpo sociale se non quello della partecipazione rispetto all'estensionismo. Non è il prodotto che tu metti in vetrina che riuscirà le persone a riportarle a votare, ma la convinzione che quel gesto sia davvero utile e che sia conseguente poi nelle cose che si vedono. E quindi dalla realizzazione di un nuovo parco urbano a un nuovo impianto per l'economia circolare alla ZTL è, come si dice a Roma, devi fare la fatica, hai da fare la fatica di parlare con le persone e di coinvolgere in processi reali di partecipazione. Peraltro questo, voglio dire, di nuovo mette in campo le competenze, non ti bastano più solo gli ingegneri, gli urbanisti, ti ci vogliono, scusate, questo è uno spot auto, i sociologi, che siamo anche noi degli scienziati, ve lo dico, addirittura gli antropologi che devono lavorare insieme, cioè scoprire che io poi adesso sono a capo di questa associazione che si chiama Nuove Rigenerazioni, che tiene insieme
gli edili della CGIL con i pensionati della CGIL. Come dico io, c'era un conflitto con i vecchietti che presidiavano i cantieri, quindi a un certo punto hanno deciso di organizzarli in associazione. Ecco, che ce ne facciamo di una casa a zero emissioni, bellissima Arturo, come dicevi te, no? Che ti dà la soddisfazione di una bolletta a 20 euro, ma se lì dentro ci vive un anziano solo, che poi magari in quella casa rimane intrappolato perché non ha nessuno con cui condividere qualcosa, noi abbiamo fallito. Annalisa fa sempre l'esempio del Trapano, no? Ma perché in un palazzo di 20 appartamenti, cioè, dobbiamo avere 20 trapani e non possiamo averne uno in condivisione che magari è anche l'occasione di scambiarsi un saluto e chiedersi ciao, come stai? Ciao, come stai? Vuoi il La trapano? relazione delle piccole... Cosa? No, dicevo, ciao, Che come dici? stai? Vuoi il trapano? Cioè, è uno scenario interessante. Sì, potremmo farci delle magliette anche qui. Vabbè, scusate, oggi sono un po' sul marketing spinto. Appunto, voglio dire, non basta l'innovazione tecnologica, ci vuole il processo sociale. Questa è la parte più difficile, dal mio punto di vista è anche la parte più entusiasmante. Sì, indubbiamente. Indubbiamente il coinvolgimento e la partecipazione reale sono essenziali. Perché in alcuni casi l'evidenza della bontà di una scelta sembra sì, appunto evidente a tutti e così non è. E quindi il processo richiede tempo, però forse abbiamo sottovalutato, no, questo aspetto nelle nostre analisi tecniche che si fermano all'aspetto tecnico. E il vostro libro appunto non va in profondità sull'aspetto tecnico e non ha questa aspirazione, ma va in profondità proprio nel individuare queste relazioni. Ed è interessante perché poi ci sono delle similitudini nel campo della sanità, nel campo della tecnologia, nel campo cioè ci sono tanti ambiti dove in realtà queste relazioni sono simili, no? Sì, infatti è proprio un metodo, cioè sicuramente non sono tutti gli ambiti che si potevano esplorare con questo sistema, ma questo di andare dall'alto al basso e tornare indietro è proprio una proposta di metodologia di affrontare la complessità e di navigare la contemporaneità. E infatti siamo state molto, molto contente anche di uscire un po' dalla nostra comfort zone, perché chiaramente una volta avuta l'idea del libro avremmo potuto chiedere a editori amici che sono di settore, no? Cioè editori del settore ambientale che ci avrebbero assolutamente accolto felici, ma il punto è che questo non è un libro sull'ambiente. Non so se sei d'accordo con me, ma non voleva esserlo e è proprio invece una metodologia di analisi che cerca di far emergere un po'. Io racconto sempre che quando ero piccola io c'ero una famiglia di intellettuali che facevano tutte le parole incrociate, anche quelle difficili, no? E io invece non ci riuscivo, allora facevo unico i puntini, facevo quella che a quella ci riuscivo e anche quell'altra che dovevi colorare tutte le parti scure col puntino dentro, no? E veniva fuori. Però questa cosa che a un certo punto emerge un'immagine che prima non ti era assolutamente possibile immaginare, è un po' quello che abbiamo voluto provare a fare, addirittura appunto andando su settori che non sono per niente nostri, cioè il capitolo sulla salute è stata una scommessa, insomma abbiamo rimesso insieme tante cose, tanti temi trattati, magari è chiaro che occupandoci di ambiente gli effetti dell'inquinamento sulla salute umana li conosciamo bene, i famosi 60.000 morti all'anno prematuri che avevamo in Italia pre-Covid per questioni legate alla qualità dell'aria erano un tema su cui abbiamo lavorato tanto, però il fatto che quelle stesse popolazioni siano state più esposte al Covid e abbiano avuto una mortalità più alta proprio per il Covid, il fatto stesso che lo stesso Covid sia stato generato in fondo dal nostro approccio predatorio rispetto all'ecosistema, e la scienza ce lo dimostra ancora una volta, oppure che nelle nostre strutture di cura molto probabilmente c'è stato un aggravamento della cosa perché noi siamo uno dei paesi europei che ha il più alto tasso di presenza di batteri antibiotico resistenti all'interno delle strutture di cura. Quindi mettendo insieme tutte queste cose, anche grazie al lavoro preziosissimo di Ilaria Capua, che è stata così generosa da spingerci proprio a continuare e addirittura da regalarci la prefazione del libro,
poi non vi dico quando, mentre leggeva il capitolo sulla salute, noi capito con la gocciolina fredda, qui dice oddio, adesso si dice no, ce lo butta fuori dalla finestra con gesto scenografico, e invece no, è stata veramente super carina, ci ha dato 2 o 3 dritte, ha detto questo dato ce n'è uno più aggiornato, quest'altra cosa secondo me è più chiara se metti anche lì, ma poi la cosa che ci ha veramente colpito è che lei abbia detto avrei potuto scriverlo io, no? Cioè, promosse a pieni voti. sì, però perché questo suo approccio alla salute circolare, che poi ci ha ispirato nella scrittura del libro, proprio questo dice, cioè, è inutile che noi arriviamo alla specializzazione medica più incredibile, più capace di beccare il virus in 1 mese e avere il vaccino pronto se noi poi continuiamo a fare in modo che i virus facciano spillover perché non smettiamo, oppure se non curiamo la salubrità dei territori, è inutile che diventiamo i più bravi contro il cancro, perché tanto vanno più veloce le malattie che non la medicina, no? Se non disinneschi una serie di processi. E quindi ecco, questo suo modo di lavorare è quello che abbiamo usato noi, e il fatto che ci siamo riconosciute in questa metodologia è stato molto bello, tant'è che appunto poi alla sociologa, all'ingegnera c'è anche la virologa nel libro, no? Quindi continuiamo ad aumentare il parterre di competenze, che però insomma si va in una stessa direzione, che poi soprattutto è un processo culturale, cioè tra le cose che dicevi tu prima c'è anche l'incapacità purtroppo del nostro tessuto sociale impoverito dal punto di vista culturale di barcamenarsi nella complessità. Cioè noi siamo un paese di analfabeti funzionali, per cui se uno ti dice vedi è maggio e nevica, allora non esiste il surriscaldamento globale, che è un'affermazione che ha una certa forma di intuitività al suo interno, e quindi dici è vero, non c'è il riscaldamento globale. Cioè, per spiegare che è esattamente il contrario, io ti devo parlare almeno 90 secondi, no? Mentre questa affermazione qua ci sta in 5. E quindi è un po' una lotta impari da questo punto di vista. E quindi, insomma, l'operazione culturale credo che sia la preoperazione che va fatta un po' Sì, questo a tra l'altro tappeto. è un terreno scivoloso, perché poi si accusa chi si occupa di questi temi di essere classista. Cioè stai dicendo che siamo analfabeti funzionali, quindi tu ti ritieni superiore, e questa è una cosa che dovremmo trovare il modo di disinnescare, nel senso che essere competenti su qualcosa non vuol dire che gli altri sono dei cretini, vuol dire che se sono 30 anni che studi un problema e ho individuato una soluzione, forse qualche... No, ma il problema non è... Il problema La gente ci percepisce così, sì. non lo dico da professore universitario, lo dico da... Però secondo me il problema non è tanto chi non ha lo strumento, il problema è chi manipola l'intuitività facendo passare cose false, veramente false. Cioè, una cosa è essere semplici, e questo, per esempio, il libro, no? Il libro, quello delle ragazze salveranno il mondo, io non avrei mai pensato che sarebbe stato adatto alle ragazzine e ai ragazzini delle scuole medie, e invece l'hanno letto tantissimi di quella fascia d'età, perché il mio sforzo di essere semplice evidentemente ha pagato, no? Però una cosa è essere semplice e manipolatorio, una cosa è essere semplice e corretto rispetto alla filiera del pensiero che c'è dietro, no? Questo è lo sforzo che dobbiamo fare noi. Però dopodiché dobbiamo essere consapevoli che esiste questo problema, perché altrimenti il manipolatore vince sempre, no? Quindi in qualche modo il nostro linguaggio deve essere altrettanto chiaro, la nostra proposta altrettanto ficcante, ma deve essere corretto quello che c'è dietro, non so come dire. No, è chiarissimo. Io in sala ci sono altri 2 consiglieri regionali, Andrea Zanoni ed Elena Ostanel, e vorrei anche interpellare loro, capire se vogliono intervenire in questo dibattito che ci vede quotidianamente. Io le chiamo le Termopili dell'aula, quando insomma 10 contro 40 portiamo avanti le nostre tematiche con convinzione. Questo non toglie il valore che diamo a ciò che facciamo, però ecco, indubbiamente sì, è una battaglia che ci vede impegnati. Non so, Andrea, Elena, se volete intervenire. Io volevo mettere in mezzo anche Matteo Favero, quindi sta lì. Quindi metterli in mezzo. Vieni qua, ti do il microfono.
Tanto Va bene. grazie ad Arturo per averci dato questa opportunità di incontrare due autrici così autorevoli e veramente sul pezzo. Per me stamattina è stata musica per le mie orecchie, perché Arturo lo sa, è una mia passione quella delle rinnovabili. Tra l'altro io ho conosciuto Arturo prima che fosse candidato a governatore, a presidente del Veneto, perché col gruppo consigliare abbiamo commissionato al gruppo Levi Cases dell'Università di Padova uno studio per capire come poter convertire energicamente il Veneto entro il 2050 affinché sia 100% sostenibile, libero dalle fonti fossili, con la sola esclusione dell'industria. Abbiamo fatto un lavoro, ci siamo incontrati, hanno partecipato, mi pare, 29 tra docenti e ricercatori, Arturo era uno dei coordinatori, quindi per noi è stata veramente un'avventura importantissima, e poi a essere arrivati tra l'altro all'obiettivo e vedere che concretamente è una cosa che si può fare, ancora meglio. Credo che sia importante parlare con i cittadini e portare gli esempi virtuosi. Con la guerra e l'innalzamento delle bollette, non solo energetiche, ma anche dell'energia elettrica, ma anche del metano, veramente c'è stata la prova nero su bianco di chi, con un po' di lungimiranza e magari qualche sacrificio, negli anni precedenti si era dotato l'abitazione dell'impianto fotovoltaico, dell'accumulo di energia, oppure aveva fatto degli interventi per efficientare le proprie abitazioni col cappotto. Ed è questo, io ho visto che questo è un messaggio che passa, questo è una questione sicuramente culturale ed è importante, ma anche il andare nel concreto e far vedere che effettivamente chi ha fatto questi passi, oltre ad aver fatto un bene per l'ambiente abbattendo le emissioni di CO2, tra l'altro mai stata così alta come in questi giorni, ho visto una cosa veramente drammatica, ha risparmiato dei soldini e con l'ultimo periodo di innalzamento di queste bollette veramente lì ha fatto la differenza. Io l'ho sperimentata ancora nel 2010 e devo dire, rispetto anche a parenti e amici, una cosa abissale veramente, anche perché la dispersione energetica. Noi in Veneto, da questo studio è emerso che abbiamo più del 50% di abitazioni energivore, fatte prima degli anni, adesso non mi ricordo la data esatta, ma dopodiché in Veneto, devo dire, sono questioni all'ordine del giorno, abbiamo problemi di consumo del suolo che sono ai vertici, abbiamo problemi di utilizzo ad esempio di chimica di sintesi nell'agricoltura, che è una cosa incredibile. Siamo gli ultimi per percentuale di territorio coltivato a biologico, eravamo al 6% nel 2020, nel 2021 siamo caduti al 5%, quando abbiamo una media nazionale del 17,5%. Abbiamo perso 9.500 ettari in una sola stagione, solo perché purtroppo c'è una politica agricola, c'è la PAC applicata dalla regione, tutta concentrata sulla monocoltura del prosecco, per dire. E questo è un problema anche di sostenibilità. Noi nelle relazioni che ci portano in Commissione Ambiente sullo stato delle acque superficiali e sotterranee vediamo sempre di più concentrazioni di erbicidi, pesticidi. Fino a 30 anni fa in Veneto avevamo problemi di metalli pesanti, cioè l'industria. Adesso è l'agricoltura. Anche qui stiamo tornando indietro, è un grosso problema. L'Unione Europea ci parla dell'obiettivo 30% almeno di superficie a bio. E la biodiversità. Abbiamo grossissimi problemi di perdita di biodiversità in Veneto, come negli obiettivi, nei goal di Veneto Sostenibile, ovvero la fotografia veneta dell'Agenda 2030 ONU, abbiamo la casella Vita sulla Terra che è rossa, noi siamo tra le 5 regioni dove abbiamo grossissimi problemi. Quando invece con la tutela della biodiversità, con queste pratiche sostenibili, potremmo veramente fare dei passi molto importanti per la qualità della vita, per l'ambiente e anche per una produzione sostenibile. Abbiamo grossi problemi di allevamenti intensivi, abbiamo sempre più grossi problemi con la direttiva nitrati, perché abbiamo tanti allevamenti intensivi e sempre meno terreni, abbiamo terreni che non assorbono più, problemi di dissesto idrogeologico. Io lo sto dicendo in questi giorni, se quello che è capitato in Emilia Romagna fosse capitato nelle colline del Trevigiano, dove, ma non solo del Trevigiano,
dove abbiamo messo Prosecco dappertutto avremmo contato forse più vittime che non quelle che si sono registrate, perché c'è stato un continuo modellamento delle colline, sterri, riporti, dove c'erano sempre stati dei boschi incredibili. Ma noi abbiamo il record di ettari, abbiamo 101.000 ettari di vigneto, perché dobbiamo andare a Vinitaly e dire ogni anno che abbiamo aumentato la vendita di bottiglie, cosa poco sostenibile. Quindi veramente grazie. Tra l'altro ti porto i saluti dell'ingegner Franco Marinelli, che so che è un amico comune. Mi ha scritto, Ecco, sì, che non è potuto venire, ed è grazie, lui, oltre che un amico, è stato anche il tecnico che ha seguito la ristrutturazione di casa mia, che me l'ha resa più efficiente con dei risultati veramente incredibili. Bene, grazie, complimenti, grazie buon mille. lavoro. Grazie. Poi uno dei fondatori delle associazioni della bioenergetica e della bioarchitettura in Italia, Francesco Marinelli, no? Era tantissimi anni fa già. Ciao. Bene, intanto grazie ad Arturo per aver organizzato tutto questo e grazie soprattutto a voi di essere qui. Io devo dire una cosa, con Annalisa e Rossella siamo, posso dire? Sorelle. Ecco, a me non sapevo se potevo proprio dirlo così, ma No, insomma, io mi sento sorella. Ci mancherebbe. Abbiamo condiviso tantissime cose in questi ultimi mesi e anni in realtà, e quindi volevo davvero ringraziarle di essere qui, ma anche di essere collegati e non presenti, perché è molto importante per noi e per me vedere che c'è una connessione a proposito di nessi e connessi anche con voi, e quindi volevo ringraziarvi. Proprio 2 parole su alcuni temi, anche perché abbiamo poco tempo. Qui in Regione, lo diceva prima bene Arturo, siamo un po', diciamo, in difficoltà quando cerchiamo di portare dei cambiamenti reali per i numeri che abbiamo. Però mi piaceva anche provare a dire 2 battaglie su cui insieme invece qualcosa abbiamo fatto e sui temi di cui si collega, di cui parlate in questo libro. Il primo è il tema della pianificazione urbana, che secondo me impatta tantissimo su come è concepita in Veneto rispetto al consumo di suolo e rispetto a tutte le cose che avete discusso prima di me. E faccio un esempio: siamo i primi per consumo di suolo, ma c'è una cosa che forse voi non conoscete, non essendo venete, diciamo, ma che io credo sia incredibile. In questa regione, per aprire dei centri commerciali sotto i 1500 metri quadri, è sufficiente solo attivare una SCIA, una banale autorizzazione, senza il potere dei comuni di poter pianificare se decidere di aprirlo oppure no, magari in zone già compromesse. E questa è una cosa che per la nostra caratteristica, il nostro territorio, per come il Veneto è fatto, è incredibile, perché i comuni hanno visto esplodere, no, l'attività di questi cappannoncini, che tra l'altro alle volte non vengono nemmeno usati, rimangono vuoti, e i sindaci, indipendentemente dal colore politico, si trovano a non riuscire a prendere delle decisioni. Ecco, questo è un tema su cui abbiamo fatto un progetto di legge, a mia prima firma, ed è stato approvato all'unanimità in Commissione Commercio. Quindi siamo pochi, ma piano piano andiamo avanti. Ora dobbiamo spingerlo per farlo arrivare in aula. E l'altra cosa è il tema delle comunità energetiche, su cui Arturo ha fatto un progetto di legge su cui noi abbiamo collaborato, e voglio dire, averlo visto approvato, anche se non in quella forma, e portato dall'assessore Marcato, oggi non ancora del tutto realizzato, come ieri interrogava Arturo in aula, ci fa vedere che noi abbiamo l'opportunità su alcuni temi, se ci connettiamo con il mondo fuori, perché tutte queste battaglie non le abbiamo fatte o raggiunte anche parzialmente perché noi siamo bravi, ma perché noi siamo riusciti a fare un lavoro di connessione tra il Consiglio regionale e il fuori. Ad esempio, le categorie del commercio sono d'accordo sul tema di dare più poteri ai comuni per la pianificazione, e voglio dire, non credo che abbiano un colore politico per forza simile al mio, no? Allora, questo è un lavoro che credo noi possiamo continuare a fare. Poi qui c'è Andrea, siamo anche tanti altri, sono in aula con noi, e su questi temi di cui voi oggi parlate in questo libro ci stiamo lavorando, e penso anche con il modo con cui voi proponete di farlo, con il metodo di cui parlavi prima, cioè pensare che il no serva nel momento in cui di fronte hai una classe politica che dirige questa regione che alle volte fa delle scelte sbagliate, e lì, anche gravi, e lì si dice no. Ad esempio, io per prima ho pensato che in commissione urbanistica dire che oggi il consumo di suolo deve essere ridotto con gradualità, perché questo è il mantra, no?
facciamolo gradualmente. Abbiamo una legge sul consumo di suolo che dice al 2050, gli obiettivi europei direbbero al 2030, siamo nettamente in ritardo. Ecco, non si può più dire gradualità e qui bisogna essere chiari. Ma dire no fuori, senza connettersi al mondo esterno, io credo sia un errore, perché noi dobbiamo davvero capire, accompagnare, lo avete detto prima, anche con grande umiltà, semplicità. Io le parole crociate non le sapevo fare prima, non le so fare neanche oggi, e nonostante magari insegni all'università, ma la semplicità del cittadino veneto, non perché è semplice perché non sa, ma perché semplicemente magari sta in un piccolo comune, non ha riuscito a studiare, non è riuscito ad andare all'università, noi dobbiamo comprenderlo, e questo alle volte è un grande errore che noi facciamo. Ultimo tema, il tema delle diseguaglianze, lo avete citato, l'ha citato Rossella, e siamo in una regione dove i comuni sono comuni piccoli, aree interne, il Polesi nella montagna. È un territorio veramente particolare rispetto, io credo, a tante altre regioni d'Italia. Se non pensiamo al tema delle diseguaglianze territoriali, sui temi che voi ponete, in particolare in questa regione, la transizione ecologica la faranno alcuni, la faranno i comuni capoluogo, la faranno forse i comuni capoluogo, alcuni quartieri dei comuni capoluogo e non le case ATER. Altro dato, il 22% delle case ATER in Veneto è sfitto, su cui abbiamo fatto un lavoro in commissione urbanistica, io credo importante, di finalmente mappare i dati delle ATER, quante case sono sfitte, per poterle poi riattivare, eventualmente riqualificare. Qual è il problema? La Regione Veneto non investe fondi propri sulla ristrutturazione delle ATER e invece incamera fondi dal valore locativo degli immobili e li tiene nel proprio bilancio senza rimetterli nella casa. Questo è un altro grave errore che noi abbiamo fatto emergere in commissione urbanistica. Ecco, finché non lavoriamo su case ATER, diseguaglianze territoriali, aree interne, in questa regione in particolare rischiamo di fare una cosa, di avere la famosa A4 con magari dei sindaci progressisti, con la capacità di fare cambiamento, e poi abbiamo i comuni più piccoli che in realtà non riescono a capire, ma non perché non capiscono, ma perché è difficile. Vengo da Motta di Livenza e credetemi che da Motta di Livenza, da una famiglia comunque normale, la transizione ecologica non entrava in casa. Certo. Non era quello di cui si parlava del progresso, del commercio, di come la mia mamma rischiava di chiudere il negozio, di come il mio papà faceva fatica ad avere il lavoro sempre dentro la fabbrica. Questo è il Veneto. E io credo che questo debba essere quello che noi abbiamo in testa, che non ci sono solo le persone che hanno un reddito buono, ma ci sono delle persone che hanno un reddito basso e che vivono in territori che non crescono, ma non stanno avendo un modello diverso di sviluppo, e quindi le persone hanno paura. Nel piccolo comune le persone hanno paura. E io credo che questo lo dobbiamo tenere a mente, perché insomma non è tutta uguale l'Italia e il Veneto è molto molto diverso tra comune e comune. Grazie che siete qui. Grazie mille, grazie. No, io inviterei anche Matteo Favero a fare un saluto, però ecco, lo facciamo in aula, mi dicono che dobbiamo chiudere il collegamento, quindi io ringrazio Rossella che pur essendo a Roma è riuscita a collegarsi. Grazie davvero Rossella. Grazie a voi. E ancora complimenti per il libro tecnica che ho goduto. Ciao. Quindi grazie, quindi va bene per il collegamento, però possiamo continuare con Matteo, Guarda, con Annalisa e con le persone presenti in aula. Veramente velocissimo, ringraziamento ad Annalisa e ad Arturo, insomma, che sono qui e che ci portano un po' di aria fresca, di aria buona, visto la qualità dell'aria della nostra regione. Io volevo solo dire questo, mi sembra una chiave di lettura utile e intelligente questo libro, e ci serve molto. Sono molto d'accordo con quello che ha detto insomma, gli illustri relatori prima, Elena in particolare, anche nella solitudine un po' che chi fa come me politica territoriale per far capire, e lo sente bene, far capire quanto investire in green economy, nell'ambiente, sia giusto, anche proprio per combattere le disuguaglianze che crescono sempre più. Mi ha impressionato un dato, dirò solo veramente due cose rapidissime. Il Veneto, tra le 6 regioni del nord Italia, è quella che ha avuto un incremento di disuguaglianze di poveri
più alto rispetto a tutte le altre. Quindi abbiamo una maglia nera nei confronti del consumo di suolo, ma anche una maglia nera nei confronti della povertà. Noi siamo la regione che ha aumentato di 300.000 persone in più la povertà. E aggiungo con una speranza. Tutti noi, lo dico insomma, apparteniamo a una grande astronave madre di ambientalista, e ringrazio anche Arturo di aver citato una nazione che mi sta molto a cuore, che nel lavoro precedente io lavoravo in Africa, quindi ha citato l'Etiopia. Volevo dire questo, che accanto alle tante criticità, quando il cittadino capisce che insomma, investire in ambiente conviene, a prescindere dalla politica, noi abbiamo una politica regionale, insomma, lo sanno i nostri consiglieri qui, che è un po' impreparata alle crisi che stanno arrivando. In questo stesso palazzo il 13 novembre 2019 mentre veniva allagato dall'acqua granda, venivano negati, Andrea lo ricorda spesso, sulla crisi climatica. Annalisa, tu pensi, questo, esatto. Qui autonomamente 49 comuni, dico un esempio di casa mia, Annalisa, hanno deciso da tempo di unirsi a prescindere dalle divisioni politiche e di costituire Contarina, Consorzio Priona, che ha delle percentuali di riciclo enormi. Noi paghiamo le bollette più basse cioè sono 49 comuni, alcuni piccolissimi, ma in totale sono circa più di 500.000 persone. Quindi una città come Genova, per esempio, come Palermo, più grande di Firenze. E noi paghiamo le bollette della raccolta dei rifiuti, recuperiamo tantissimo, facciamo bene all'ambiente e facciamo bene anche alle nostre tasche. Vengo al consumo di suolo. Quando noi, e quindi non per fare una battaglia di minoranza, colleghiamo ai bisogni della gente, per esempio si parlava di piastre logistiche, no? Noi a Treviso, Andrea anche lo sa, combattiamo, no? Quando siamo andati dai cittadini a dirgli guardate che non è per il no, per carità, ma è perché innanzitutto ce ne sono di abbandonate, quindi perché come il buon padre o la buona madre di famiglia uno dice beh, anziché sprecare una cosa finiamo quella che c'è, ma questo comporta lo dicevi tu prima Annalisa giustamente, un pericolo di sicurezza, di sesto consumo di suolo, ma anche sul valore delle vostre case. Abbiamo detto anche un po' cinicamente, no? Se vi fanno un bussolotto a 300 metri da casa che probabilmente rimarrà fra qualche tempo vuoto, le vostre case costeranno meno, saranno valutate meno, e questo pian piano muove, interessa, ed è un po' questo che insomma che arriva qui alla fine, no? A questa, non vi svelo nulla perché i libri vanno, no? A questa ricerca. Chi è l'assassino? No, a questa ricerca che mi è piaciuta molto questa ricerca dell'armonia, no? Che è un concetto molto bello di equilibrio, e insomma grazie anche per questo appuntamento che aiuta e riempie il cuore in un periodo un po' difficile. Grazie mille.